Grazie direttore. Giuliano Fogliani è rimasto Buonasera. molto colpito dalle lacrime di quella signora di Pordenone. Assolutamente. Siamo rimasti molto male anche noi a vedere queste immagini. Fare la domanda che futuro vede su Pordenone e sentire una commerciante che inizia a piangere alla domanda non mi era mai capitato ultimamente. Però queste lacrime non devono in qualche modo suscitare indifferenza nella politica. No, Perché la politica deve dare una risposta a questi cittadini. deve dare delle risposte ai cittadini e alle imprese, perché se stanno bene le imprese stanno bene le famiglie. Lei tra l'altro è un imprenditore, ma non è possibile che l'Europa non tiri le orecchie all'Electrolux, ad esempio. Cioè abbiamo fatto l'unione monetaria, abbiamo fatto l'unione politica, l'unione industriale ancora non c'è. Questi fanno quello che vogliono. Mi sembra che sia solo un'unione politica per il momento, perché gli spazi a livello di aziende iniziano soprattutto nei paesi asiatici. L'Europa è tranquilla in questo momento a livello imprenditoriale. Sta procedendo, però non sta procedendo magari con i canoni di qualche anno fa. Un'Europa politica che comunque dice all'Italia no, la legge di stabilità, la finanziaria non va bene, Letta risponde, credo che abbia risposto giustamente, non ci vuole solo il rigore. Io penso che sia Letta, sia questo governo, sia il Presidente Napolitano e tutti debbano prendere delle posizioni veramente urgenti e non dire che c'è la ripresa, come stanno dicendo in questi giorni. Cioè lei sta dicendo a Fogliani che Napolitano e Enrico Letta mostrano ottimismo sulla ripresa anche quando effettivamente la ripresa non c'è? Ci deve essere un ottimismo, ma non si può dire che va tutto bene, perché bisogna andare a vedere nelle aziende, nel nostro territorio, nel nostro Veneto. Quindi dicono una stupidaggine, insomma. Secondo me per ripartire ci vuole un altro metodo, un'unione tra politica e aziende, assolutamente. E secondo me è già troppo tardi. Speriamo di no. Grazie Giuliano Fogliani. Buonasera ragazzi. Redazione centrale.